Un paesaggio invernale che è un vero spettacolo. Siamo in Val di Fassa, sopra l'abitato di Campitello, ed oggi percorriamo la Val d'Uron. Arriveremo fino al rifugio Micheluzzi e poi percorreremo ancora un po' la valle. Adesso partiamo! Ma che bello, un vero spettacolo, sembra di essere in una fiaba. La strada dove stiamo camminando è molto comoda, la neve è ben battuta e quindi per ora niente ciaspole, però si fa un po' di fatica. Un paesaggio con una bellezza unica, da rimanere senza fiato. Stiamo camminando verso il rifugio Micheluzzi, la strada è molto comoda, la neve è ben battuta e quindi per ora niente ciaspole. Avanti tutta! Arrivati al rifugio Micheluzzi, bellissimo posto dove si ha un'ampia vista su tutta la Val d'Uron. Adesso dal rifugio Micheluzzi andiamo verso la Malga Sasso Piatto. Che meraviglia! Una fatica bestia.
Abbiamo dovuto rinunciare ad arrivare alla Malga Sassopiatto. La neve è tantissima e non c'è nessuna traccia. Ci siamo fermati ad un vecchio fienile, abbiamo mangiato e davanti a noi delle montagne spettacolari. Bellissimo anche qui. Si riparte, facciamo ritorno al rifugio Micheluzzi sullo stesso sentiero. Ritornati al rifugio Micheluzzi e adesso facciamo ritorno a Campitello di Fassa. Siamo al crepuscolo, bisogna rientrare velocemente. Olè! Evviva! È ora! Ragazzi, è stato proprio un bellissimo giro, paesaggio invernale al top, neve abbondante, peccato però non essere arrivati alla Malga Sassopiatto. Mi raccomando, informarsi sempre della situazione valanghe ed eventualmente fate come noi, se è pericoloso si torna indietro, sarà per un'altra volta. E con alle spalle una magnifica Val d'Uron, noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima!